Allora, Tracy Spencer, com'è cantare le vecchie canzoni degli anni '80 al giorno d'oggi? È sorprendente veramente perché Run to Me è uscito nel dicembre 85, allora siamo quasi a 40 anni fa, che neanche io posso credere, però vedi che il pubblico, anche i giovani, che magari i genitori hanno fatto fare sentire a questi dischi degli anni '80, però non pensava di farlo ancora a quest'età, ancora venendo in Italia a fare questo, allora è bellissimo, è bellissimo. Sì. E come pensi che queste canzoni degli anni '80 sono così ancora famose al giorno d'oggi? Penso perché negli anni '80 per me mi rendi conto quando vado a queste serate o magari in inverno in discoteca e sento mentre sono in camerino sento tutte le canzoni e si vede che puoi andare dal rock, no, di Europe, qualcosa, Bon Jovi, a Madonna, a Prince, a tutti questi artisti che sono tutti diversi per me, perché c'è tanta varietà. Durerà perché ogni canzone è diversa dall'altra. Non voglio sembrare come una vecchietta, però le canzoni di oggi, tutti insieme, sembrano tutti uguali. Per me non lo so chi canta questa, chi canta quella. C'erano personaggi per ogni canzone, tipo di canzone, c'è un vibe. Cioè, è diverso completamente. Per me è durata per questo. Quando le senti oggi è come non sono come 40 anni, infatti, cioè è impossibile. Quindi un'emozione sicuramente forte anche. No, è bella perché anche adesso facendo questi serate anni '80 mi sono, negli ultimi, non so, 10 anni e più, conosciuti tutte le altre che magari allora non ci conoscevamo, che eravamo in campi diversi, come conoscevo un po' Spagna, però adesso lo conosco molto di più. Righiera, Danaro, siamo tutti insieme adesso perché abbiamo la stessa band che suona anche stasera, che si chiama Evolution, che loro suonano per tutti noi. Tanzipo, siamo tutti là. Fare insieme è bella. Come essere qui questa sera? Questo posto è magnifico, non so, sembra che sono andate indietro nei tempi, camminando dietro, è bellissimo, che bel paese, ma tu vivi qua? Sì. È bello. Un messaggio per i lettori del QDP News? Un messaggio, allora, fate sempre le cose belle, la musica grande e cosa posso dire? Continuare a portare le notizie fatte voi. Sì. E anche qua, solo Online, sì. Online. Ok, allora devo vederlo, ho visto la tua ufficio in piazza. Però, porti la notizia, però portalo la verità. Grazie mille, gentilissima.